Che cosa significa valorizzare un posto che ha già un valore inestimabile per il fatto che nessuno ci ha messo sopra le mani? È una domanda che spesso resta senza risposta. Nel nostro paese sono già state purtroppo valorizzate col cemento quasi tutte le coste della penisola. E una sorte analoga è stata riservata alla montagna da molte nazioni alpine, che hanno trasformato scenari unici in giganteschi Luna Park. La città, con tutti i suoi problemi peggiori, è stata portata direttamente in montagna. Strade collassate, code, traffico, centri commerciali, smog. Posti straordinari sono stati crocefissi e ipotecati con piloni, reti, funivie, seggiovie, ferrate, sciovie, cannoni sparaneve, cemento e chiassosi rifugi privati di lusso, scambiati spesso per il bar della spiaggia. Sono troppi ormai i territori alpini sacrificati alla cosiddetta valorizzazione, che ha richiamato un irrefrenabile numero di turisti, spesso maleducati, nelle cosiddette terre alte, fino ad oggi risparmiate da questo incredibile fenomeno di massa, in antitesi con un turismo consapevole, che ama le risorse naturali e un approccio più intimo con la montagna. I veri valori di un nuovo modello di sviluppo alternativo delle Alpi saranno probabilmente il silenzio, i prati ben falciati, i pascoli monticati e i boschi ben curati in perfetta armonia con un paesaggio che ci è stato riconsegnato intatto dai contadini nel pieno rispetto della millenaria cultura alpina. Tra le montagne della Carnia si trovano ancora delle oasi in cui il tempo e i montanari hanno tramandato questa genuinità, che altrove sembra perduta. Il piccolo altipiano di Curiedi e delle zone limitrofe è un eloquente esempio di questa meravigliosa condizione. Poco sopra Tolmezzo, infatti, si affacciano sulle valli del But, del Degano e del Tagliamento modeste montagne che custodiscono alcuni minuscoli villaggi in cui la vita scorre lenta nonostante i disagi e i 1000 problemi di un territorio per nulla facile. Negli ultimi decenni, molti paesi si sono spopolati ad una velocità sorprendente, come se improvvisamente si fosse dissolto il sistema economico e sociale che aveva cementato per secoli le famiglie al territorio. In questa zona è purtroppo facile scoprire un malinconico silenzio dove un tempo risuonavano le voci dei bimbi e i muggiti dei bovini. Sono rimasti davvero in pochi quassù, a cominciare dalle frazioni di Fusea e di Cazzaso, ad allevare le bestie e a governare le foreste in una condizione di grande equilibrio con l'ambiente. La Carnia rappresenta quindi un intatto serbatoio di risorse naturali di grande pregio, che esige molta attenzione onde evitare lo scempio già visto in altre montagne, devastate senza rimedio dal turismo dei cafoni e dalla morte dei tradizionali valori della montagna, come l'educazione, il rispetto, la solidarietà e la cortesia. Un bene ambientale inestimabile questo della Carnia, che potrebbe portare l'embrione di un nuovo turismo sano e intelligente. La Carnia è un territorio complesso e suggestivo. Sono molti infatti gli elementi paesaggistici che contribuiscono a rendere davvero unica questa porzione delle Alpi orientali. Dentro a queste vallate si fondono ambienti sempre diversi ed è proprio questa diversità che fa della Carnia la somma di tanti piccoli mondi. Quello di Curiedi e dei paesi limitrofi è un interessante e prezioso tassello di questo mosaico fatto di silenziosi paesaggi da fiaba. L'altipiano si raggiunge da Tolmezzo percorrendo l'omonima strada turistica che attraversa Fusea, un fragile presepio incantato sullo sfondo del Monte Sernio. Si può salire anche da Lauco percorrendo una suggestiva strada panoramica che attraversa solari versanti prativi. Lo circondano alcuni suggestivi paesi carnici, di cui si può apprezzare non solo l'architettura ma anche l'urbanizzazione che risente di quelle attività che nel corso dei secoli hanno caratterizzato la vita dei valligiani. Fusea, Cazzaso, Lauco, Avaglio, Trava,
Vinaio e Buttea sono appunto i leziosi villaggi incastonati tra il verde intenso che dipinge il panorama carnico. Queste frazioni ben raggiungibili sono contornate da numerosi casolari, in parte abitati, in cui i bovini e le pecore sono il fulcro di questo impegno che non conosce soste. Grazie ai sacrifici di coloro che sono rimasti quassù a sfidare il tempo, Curiedi ha mantenuto le sue peculiari caratteristiche in equilibrio tra conservazione dell'ambiente naturale e necessità di lavoro. Per fortuna Curiedi non è per ora frequentata dalle orde di turisti maleducati, per cui il silenzio e l'isolamento concedono ancora pause preziosissime per coloro che amano la natura e per quelli che in questo ambiente vivono. La primavera custodisce le note di inebrianti profumi. Le innumerevoli corolle multicolori si fondono nell'incessante esplosione di verde, dentro un magico concerto di voci, di canti e di frusci dai contorni sfumati. Gli alberi e le erbe rappresentano per molti animali un habitat ideale. I pascoli e le radure si stendono lungo le pareti di questi monti e sono governati da equilibri delicatissimi che si intrecciano ininterrottamente segnando ritmi climatici secolari. Favorite dalle consistenti precipitazioni, dal clima relativamente mite e dalla diversità dei suoli, un numero assai elevato di specie vegetali disegna sempre nuove associazioni floristiche che scandiscono il tempo lontano dalle mani dell'uomo. Sono soprattutto le tenere foglie dei faggi ad annunciare la bella stagione, in un tripudio di riflessi smeraldo dietro ai quali si intravedono i contorni di fienili e villaggi. Gli abiti floreali della Carnia sono di inconfondibile bellezza, ma anche i chiaroscuri della foresta mostrano luci policrome che filtrano attraverso le chiome degli alberi. Il vento fresco del nord aggiunge vita alla vegetazione dei prati e accentua i contrasti dei colori primaverili, dominati dal blu intenso del cielo. La natura che qui è protetta dà insomma spettacolo in ogni abito stagionale e la suggestione è corroborata dalla presenza di interessanti troviere e di particolari comunità floristiche. Anche i panorami, sempre vastissimi, offrono un quadro che richiama singolari spunti oleografici. Anche nei mesi meno propizi le Alpi Carniche, grazie alla innumerevole presenza di sentieri e strade forestali, offrono sempre nuovi stimoli di esplorazione di zone assai poco frequentate. Io sono nasciuto qui. Io ho un'azienda agricola che l'aveva in mio nonno, mio pari e la tiene avanti. Quando si era ieri piccolo, io avevo in Malga, scuole e Malga. E dopo ho continuato a lavorare in campagna tutto il tempo estivo in Malga. Come bestie, noi qualche anno giovani per i frutti, l'azienda era sempre di un numero di 30 bestie. Tra Malga e Chiase, tutto il tempo dell'anno si faceva produzione di formaggi familiari, faceva a Chiase e dopo veniva venduto. D'estate le bestie vanno in Malga, non tutte, che da là vanno. Però la gioventù che cercano molto, stanno in zone, si la manda fuori, stanno fuori e non si ranno in sola in zona. La zona di Curiedi, due famiglie, stabile tutto il tempo dell'anno, il resto era in stai che venivano due dal paese di Fugè, proprietari, che avevano bestie, e venivano a fare il fen, foraggio dai loro stai, e la tornavano in paese. Qui la zona, i prasi sono restati come quando ero piccolio. Però la zona è scerata un ore di bosco, si salvava sempre poi. In questa zona sono restati tre in modo dei tempi di guerra, che si può fare una passeggiata. Da questa zona qui la neve l'avevano da fine ottobre, ma veniva diverse nevere, 20 metri di neve, quasi ogni anno. Si aveva la neve da mai ai primi di aprile. E come non viene poi una sblanciata, qualche vorasciata, è finita, se è venuto 20 centimetri e basta, che ha durato molto che poco. I
casolari sono sparsi tra minuscoli rilievi e piccole depressioni che ad ovest sprofondano nel grande ed enigmatico canyon del Vinadia. Questa ciclopica fenditura che si apre tra le montagne sotto l'altipiano di Lauco è scavata dal torrente Vinadia, dal nome della regina dei Carni, che si era lanciata dentro a questo budello roccioso insieme al suo esercito, così almeno narra la leggenda, per sfuggire all'esercito romano. Strati di roccia levigati, pareti a strapiombo alte fino a 200 metri, cascate, acque limpide e stranezze geologiche sono il cuore di questa forra, che è la più grande del Friuli ed è tra le più grandi in Italia. L'architettura degli stavoli che fanno capolino tra i prati sono il frutto delle necessità quotidiane, del clima e dei materiali reperibili in loco. Le esigenze del lavoro hanno ispirato le forme di rigorose linee geometriche che si esaltano nella forma dei tetti spioventi e nelle armonie degli archi e dei muri di pietra. Le genti di montagna sono i custodi di antiche tradizioni che si perpetuano di generazione in generazione. Tradizioni che si fondono spesso con le abitudini di un lavoro duro, legato ai ritmi delle stagioni, alla vita degli animali, all'alimentazione e alle feste. In una società moderna che nega spesso il valore delle usanze, sono comunque molti i giovani che ripercorrono il vecchio mestiere della terra, coniugando il passato con l'innovazione. Spesso le nuove acquisizioni e le nuove idee portano una ventata di freschezza tra le mura domestiche. L'attualità del lavoro quotidiano passa anche per le consuetudini della famiglia, dalle quali traspare la fierezza della propria condizione sociale. Qui noi viviamo tutto il tempo dall'anno. Queste case erano in modo di mio bisnonno, dopo le passate a mio nonno, e di mio nonno è passata a mio pari, e come si con i nevos che continuano sempre da questa abitazione. Noi stiamo d'inverno ed estate, tutte le 4 stagioni qui. Da 5 mesi di mattina in poi, noi scogliamo va, pareggi le bestie, spartagnile in orari, con il latte sia la mattina che la sera. In tal periodo che le bestie sono in malghe, noi veniamo a fare il foraggio e veniamo solamente il primo e il secondo tai. Non veniamo chiamps, non veniamo blave che roveliscono in tutte crompale. Il latte che producono le bestie lo vendono in talaterie di sodri. I vigliei che nascono da queste svacche, i tengono solo che i biei che selezionano e il resto io dico ai becchiars di 15-20 il massimo. In queste zone non si incomincia a splanare, ma noi veniamo di rive e i droppini e spacchiamo fuori macchinari. Noi sempre cambiamo macchinari quasi ogni anno. Spesso le condizioni climatiche non sono favorevoli e anche le piccole coltivazioni familiari risentono degli umori del tempo che si ripercuotono fino all'inverno. In talora noi coltiviamo solamente fagioli, cartofoli, salate, robe di foie per uso di famiglia. Non abbiamo tante produzioni perché sul tempo è sempre un po' borrascioso, un po' al vento che viene in zone nevore di vento che no, e non si madurisce la roba. Dal periodo invernale i vini la svacchia a casa, però con chi si inschierasca con la neve i vini sempre tal di fa, o pestalens, o sclapaio, o se no femmine a casa fare mangiare, così, netà, soppressare, lavare, è sempre un lavoro di fa. Nelle valli, annunciatrici d'autunno, cominciano a vagare banchi di pallide nebbie che avvolgono prepotentemente ogni cosa in un umido abbraccio. I paesaggi annegano in un'atmosfera malinconica ma suggestiva che raggiunge l'anima e accende il desiderio di un sogno intimo tra sbuffi di vapori freddi e colori pastello appena sfumati sull'orizzonte. La freschezza della vegetazione stride con il crepuscolo e la morte delle foglie, in questo gran finale della natura che il sole riesce a malapena a riscaldare. In montagna, come altrove,
Le severe leggi della natura ruotano con criteri immutabili e puntuali. Gli alberi rallentano il ritmo del loro intenso respiro e il sottobosco, a poco, si ricopre di una coltre bruna dagli accenti ramati. Foglie ammucchiate, erbe scheletrite, radici ormai inerti sono la sinfonia di ogni nuovo autunno in cui lievita l'humus del bosco, il soffice tappeto scuro che nasconde e mitiga l'avarizia dei suoli calcarei. L'autunno, con le sue delicate sfumature pastello, è forse la stagione migliore per raggiungere la vicina vetta del Quel Mayor, una piccola elevazione posta a sud di Curiedi, un eccezionale belvedere a poco più di 1000 metri che si affaccia direttamente sulla valle del Tagliamento. Questa breve traversata si svolge sulle tracce di ciò che resta di antichi pascoli, percorrendo diverse romantiche mulattiere realizzate durante la Grande Guerra dai nostri soldati. In questi boschi la fragranza antica e misteriosa dell'autunno raggiunge l'olfatto con vaghi sentori di legni decomposti, di terra grassa, di felci bagnate e di funghi nascosti tra l'erba. Quando il silenzio ovattato dell'imminente inverno si mescola all'aroma deciso della legna che arde e quando la prima neve contende lo spazio alle rocce più alte, le chiassose compagini umane e animali discendono dal pascolo e dalle malghe fino a raggiungere i più ospitali ricoveri di fondovalle. Per i montanari la stagione del freddo resta comunque un normale aspetto della loro esistenza, che elabora il senso dell'ineluttabile isolamento fisico e psicologico e all'accettazione dei 1000 disagi che esso comporta, in una vita che oggi è profondamente cambiata. Chiama sul latte in Curiedi e portava tutta la tarea a Butea. E ci stavano 1 metro di neve a schiena, con i bidoni, con il buinci e sul paschena. Noi alla latteria erano disquintati i latte in lì. Quando veniva io c'è 1 metro e mezzo, 2 di neve. Prima si dava per la strada per Vinai. Ogni casa, 2-3 per casa, era 30-40 persone. Si viaggiava da banda di Vinai, parlava con i funerali. E per Fusea, compagni, dopo finito lì, si lava per chi? Venga a Fusea, con la palla. Perché loro andavano fuori, se erano malati, o la togli spese. Non era né una macchina, né un telefono, né una luce, né era nulla. Un che era malato per che aveva di partorire, scognevano la togli il medico col mulo all'auc e portava l'ucchetto là. E tornava a portare via, perché non veniva. Era un uomo che il mio cialino, non il mulo. Alla sopravvivenza contribuiva anche il lavoro del malgaro, per conto di altri, che prevedeva lunghe trasferte a piedi. Si partiva qui, si andava a Paolare, 50 bestie, si partiva da qui, al Garamaccio, Meledes, tutto a Piet. Da qui, in Giadaviera, hai fatto 15 anni a Piet, con 50 vacche. Il paron chiamava magari 5 anni che malga, dopo cambiava, allora toccava cambiare paron. Al paese erano quasi 150 persone, come si invece a volte, ma manca a morire vecchi, a tutto. Allevare animali non significa cibarsi necessariamente di carne, anzi. No, chiaro, non hai mai mangiato in vita mia. Immaginiamo patate per lui. Sono stato al medio, saranno 30 anni, quel che non vuoi, ai medi. In pochi anni il patrimonio zootecnico si è quasi estinto, poiché il reddito dell'allevamento si è ridotto quasi a zero. Qui ne era 380 da latte, in tutta ne era 500. E erano 500 anni, bueno, dopo ne che vivi con vacche. Per venire state pagare per menare la zia, e non ci danno nulla. Una volta, con una vacca, si chiappava 1,6 milioni, 1,7. Si era scioso, si viveva tutto il tempo dall'anno. E voi, con 20 vacche non trovi poi perché una vacca ci danno 200 euro per menare via, che ci danno tanto. La bestia ci dà da mangiare e tu vivi con loro, tu sei in compagnia. Mio se no con lei, io vivo con loro, io vivo con le bestie. E non è mai sono mio dei cristiani. E ormai c'è la parola, quando è male, sta male, io sto più male di loro.
A 5 sono sempre su. E dopo bevo il caffè, dopo vado a stare a Molgi, sto sotto i giochi. Comunque hai la stiara, comunque vai alla svacchia, le raccompagni. E tu spendi la fai il lavoro di stare. Tutto lì, poi una volta, dopo vai di fare formati, e dopo tutto lì per solo. Come voi in monte, altri 4 mesi, e 15-16 giugno, e gli ultimi settembre. Non sai che colline, domenica, nel sabato, in Svizzera sì, si lavorava anche con la via, però manco la domenica o sabato si era libero. Ma qui, con le bestie, non si è mai libero. Coltivare una relazione amorosa era un impegno molto faticoso e oggi sarebbe quasi impensabile farlo in questo modo. Anche se lavavo amorosa, lavoravo 4 ore, doveva si lavinare o se no fuggire. E ci sono 2 metri di neve, lavano amorosa pure. Che una volta lavoravo, ma che di 20 anni fa era già il mondo che non volevamo sapere di fare nulla, basta mantenersi. Pure, a 18 anni voleva la macchina, è piena di pesi e la spazio. Una volta la semina che andare a lavorare, una monticata se ha, minore, tornano a mezzogiorno, mangiare un tè di polente sera e tornare subito ai trasci con i frutti. Perché a volte camminavano, dico come vuoi. Le chiome denudate delle latifoglie inabissate nella coltre immacolata si lasciano illuminare dalla luce diffusa della neve e danno vita a magici effetti teatrali. Anche il più insignificante dei cespugli diventa così un altezzoso protagonista sul palcoscenico dell'inverno. Anche i rilievi senza forma vestono nella stagione della neve l'abito della festa, che li rende più aerei e lontani. Nella solitudine delle alte quote, intense e affilate lame di luce abbozzano e scolpiscono come un rasoio i contorni di fragili creste e solitari gendarmi di pietra che guardano i sonnecchiosi villaggi di fondovalle. Un filo di fumo si solleva dai comignoli delle case e denuncia il perpetuarsi della vita tra le mura domestiche che si confondono sull'orizzonte con le gigantesche cattedrali delle Alpi Giulie e Carniche. La primavera è dietro l'angolo. Le torbiere di Curiedi raccontano la storia di una natura meravigliosa e la grande forra del Vinadia parla delle forze geologiche che hanno plasmato questo angolo di mondo, in cui l'odore del fieno è ancora di attualità nella vita delle persone che hanno custodito l'anima di questo paesaggio.